Buon pomeriggio, buon fine settimana, ben trovati ai telespettatori del Punto, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento in un fine settimana ricchissimo. Parleremo oggi di un sacco di cose, cercheremo di interpretare con la chiave di lettura siciliana, con la nostra chiave di lettura ovviamente tutto quello che sta succedendo nella geopolitica nazionale e internazionale, con tutti gli eventi che ci sono stati in questa settimana, a partire proprio dalla visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e con diciamo, la visita invece del vicepresidente degli Stati Uniti in Italia, J.D. Vance, e ovviamente parleremo di tutto quello che sta succedendo anche nella politica locale siciliana, e poi uno studio esclusivo che vi presenteremo oggi al Punto dimostrerà come noi paghiamo sempre un sacco di soldi di energia elettrica, le bollette più care d'Italia, che ne dicano tutti, qualsiasi parte politica, ma anche le autorità. Ve lo dimostreremo dopo l'anteprima, che ovviamente dedichiamo come sempre nel racconto della settimana al nostro Totò Calì. Ciao Totò! Ciao a tutti. Che ridi? Che è? Sai cosa ho trovato nell'uovo di Pasqua? Cosa hai trovato nell'uovo di Pasqua? L'ombrello per la Pasquetta. Mamma mia, questa è bella vecchia, È vecchio, questo è vecchio. che non fa ridere più, dai, cioè, Non fa ridere. ormai la satira. Abbiamo tante Che notizie. succede? Che settimana è stata questa? È stata una settimana, ho voluto fare qualche vignetta su temi diversi da quelli che ultimamente purtroppo stiamo affrontando. E uno Molti di Stati questi, Uniti ci sono stati, no Totò? Molto Donald troppi, Trump nelle ultime settimane, forse troppo. troppi. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, prima Allora, vignetta. prima Ecco. vignetta, la Meloni, che è stata da Trump, appunto, piena sintonia con Trump, e lei che dice, essendo il periodo quello che è, sono felice come una Pasqua. Vabbè, è giusto, il periodo è perfetto. Non è contenta Giorgia Meloni? È contenta? Questo è l'altro lato della medaglia, l'altra lettura, diciamo. Questa è Quella è la realtà, lettura di appunto, centrodestra, questa è la lettura di centrosinistra. sì, questo è l'appoggio dell'Italia a Trump. Esatto, questa è, C'è diciamo. una Meloni che Quindi fa diciamo, per la par condicio diciamo, abbiamo dato. da poltroncina. eh. E ora veniamo alle cose un po' locali, un po' nostre. Vediamo. Sono usciti i divieti di balneazione per l'estate 2025 a Catania. Neanche il tempo. E quindi, sì. E qui c'è uno che dice: qui il bagno non si può fare, quello è Gesù Cristo, dice: ma quale bagno? Io sto facendo 2 passi. Andiamo avanti perché sono notizie più interessanti Questo è simpatico, vai, andiamo. che riguardano le escort. Ne parleremo oggi, ne parleremo tanto oggi, sul codice Ateco dei lavoratori del sesso, che poi li chiamano in maniera, come dire, un po' più diciamo, accessibile anche diciamo, al bigottismo, sex worker. Andiamo. Anzi, per essere il mestiere più antico del mondo ci hanno messo un bel po', insomma, Hanno per perso metterci tempo. le tasse. Allora, la prima è questa qua, dice: ehi, ma tu che adesso lo sai che adesso ci costringeranno a pagare le tasse? E lei con uno di colore dice: ma tu fai come me, lavora in nero. Totò, questa è proprio borderline, con, come dire. È un po' così, anche perché quello è mulatto. È un po' borderline. L'altra riguarda Con il l'escort. politically correct. Andiamo. Questa riguarda l'escort, ma non solo. Non so che significa, Adesso aspetta, anche perché qua io già mi sto spaventando. Ho letto la prima frase. La prima. ora te lo spiego. Vai. Anche le escort pagheranno le tasse. Piano, così mi fai malissimo. E che vuoi farci? Io sono il fisco. Quindi Dolore non che si sa chi abbiamo c'è sotto, provato. non si sa chi c'è sotto le lenzuola. Davvero. Dolore che abbiamo provato un po' tutti dietro, Anche senza le lenzuola, diciamo. anche senza lenzuola. E con questo io Hai chiuso, diciamo, è così. Mi sta lasciando in situazioni davvero scottanti oggi con queste ultime 2 vignette. Vabbè, ci sta. La satira, con la satira può tutto. È così. Allora, grazie Totò, buon fine settimana anche a te, buona buona Pasqua. continuazione, buone feste.
Buone feste anche a te, ciao Totò, ciao. Adesso ci fermiamo per la sigla, ma voi restate lì perché rientreremo con un argomento che tocca le tasche di tutti i siciliani. Vi dimostreremo con uno studio approfondito come dal 2013 ad oggi la Sicilia paghi l'energia elettrica più cara d'Italia. Lo fa da sempre, non ci sono altre scuse, non ci sono dazi, non ci sono guerre, non ci sono situazioni politiche o drammi particolari. È stato così dal 2013 ed è tuttora così, ve lo dimostreremo con uno studio esclusivo qui al Punto. Sigla e poi tanti ospiti, nomi illustri, importanti e tanti argomenti sul piatto. C'è anche l'aeroporto in qualche modo, dopo la sigla. Buon pomeriggio ancora dopo l'anteprima, le vignette di Totò Calia, oggi anche abbastanza sarcastiche con questa storia del fisco ai sex worker, ne parleremo anche nel dibattito e ci divertiremo anche con questo tema. Però vi ho detto in anteprima, oggi parleremo molto di energia perché in pochi sanno che la Sicilia paga l'energia, il costo dell'energia più alto d'Italia, ma non da un paio d'anni, ma da almeno una decina d'anni. Questo è il tema di approfondimento di oggi, poi oggi ovviamente tutto dedicato alla politica, all'attualità politica nazionale ed internazionale, con la visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e la visita degli Stati Uniti in Italia, appunto con J.D. Vance che è arrivata a Roma, altri colloqui con il nostro Presidente del Consiglio. Vi presento gli ospiti di questa puntata. Benvenuta Barbara Floridia, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, benvenuta. Grazie, buongiorno. Per la prima volta, lo diciamo ai nostri telespettatori, per la prima volta. Giuseppe Castiglione, parlamentare di Forza Italia, benvenuto Castiglione, ormai abitué, così come è abitué Daphne Musolino, senatrice di Italia Viva, benvenuta. Grazie. Musolino. In collegamento l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Ruggero Razza, benvenuto, buon pomeriggio Ruggero. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Oggi ho il piacere di avere in studio, lo dico veramente prima perché è un amico, poi perché è un bravissimo giornalista, però metto prima sempre l'amico, Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Ciao Antonio. Buongiorno, grazie per questa. In pochi sanno che Antonio è catanese come si dice, col marchio, no? Con la scoccia si dice dalle nostre parti. Esatto. Con la nocca si dice, ecco, mi correggono subito dalla regia. Ciao Antonio, allora begli argomenti, no? Bel periodo questo, anche da raccontare. Antonio, parto subito da te, insomma, succedono tante cose. Beh, in questo momento l'Italia è un crocevia importante. Leggevo poc'anzi J.D. Vance chiaramente a Roma da 2 giorni, anche il ministro iraniano è a Roma in Italia, insomma si muovono le carte. La nostra nazione in questo momento torna ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche globali e quindi è un momento molto interessante per noi cronisti raccontarlo, per chi fa politica deve sentire in questo momento l'importanza appunto del mandato elettorale, perché il grande gioco globale si è rimesso in moto e l'Italia ha delle carte da giocare in questa fase. Senti, guarda Antonio, faccio vedere, non so se l'hai fatta apposta perché sapevi che venivi qui e quindi eri in Sicilia, ma questa è la prima pagina del tuo giornale, Il Secolo d'Italia, che ovviamente è un giornale di centrodestra. Guardate, la facciamo vedere anche ovviamente con la nostra regia. Il titolo è La donna del ponte, riferito a Giorgia Meloni, quindi insomma certo. più di questo, insomma tutto quello che ci hai raccontato, insomma si mette in mezzo tra la Ursula von der Leyen e Donald Trump. Beh, allora, adesso lo facciamo vedere, adesso ristabiliamo anche il contatto con la regia. Allora, dicevamo la donna del ponte, no, in questo caso, sì. Per chi pensava che l'Italia non potesse realizzare questo ruolo, la Premier tutti sono stati smentiti, insomma i detrattori smentiti. Ci troveremo invece con Giorgia Meloni che convocherà una importantissima riunione, un vertice euro-atlantico a Roma, dove finalmente si potrà mettere a terra questo annoso problema dei dazi, che sono solamente l'epifenomeno però
di una nuova, diciamo, governance mondiale. Gli Stati Uniti ci chiamano a governare, tra virgolette, insieme questa fase. Vedremo se l'Europa, anche grazie al contributo dell'Italia, riuscirà finalmente ad avere un numero di telefono a cui chiamare, perché, come diceva Kissinger, ma datemi un numero da chiamare per l'Unione Europea, non esiste. Ecco, probabilmente da adesso speriamo, la speranza chiaramente è che ci sia un numero di telefono e che l'Europa possa essere un attore globale in mezzo a queste grandi potenze che si stanno rianimando, per non dire anche riarmando. Allora, facciamo subito discutere i nostri ospiti su questo. Barbara Floridia, che sicuramente non la pensa come te, questo, o no? Barbara Floridia. Ma Giorgia Meloni, che fa tornare l'Italia protagonista, secondo me in questa frase ci sono due errori. Intanto non fa tornare, o l'Italia finalmente non ritorna, perché l'Italia è stata già protagonista con Giuseppe Conte, quando in Europa, in pieno Covid, l'Italia si è fatta promotrice di questo grande fondo comune europeo per investire per la spesa sociale, per la spesa diciamo per tutte quelle che erano le difficoltà degli italiani e non solo, anche degli europei in pieno Covid. Quindi l'Italia è stata già protagonista e ha portato a casa 200 miliardi. Detto questo, di Giorgia Meloni vedo grande protagonismo mediatico, è sicuramente molto brava e sono contenta che possa portare un vertice, realizzare un vertice in Italia, e quindi ha incassato una disponibilità di Trump. Ne prendiamo atto e ne siamo contenti, perché tifiamo per l'Italia, ma certamente è andata portando una triste dote, cioè dicendo sì a Trump su due cose ancora prima di mettere piede a terra negli Stati Uniti, cioè sì, compreremo armi dall'Europa, dagli Stati Uniti ne compreremo di più, e due, sì, compreremo il gas liquido dall'America, che costa di più. Quindi già è andata col cappello in mano, però ha incassato tanti complimenti, e questo può farci contenti, se lei è contenta di sentirsi dire che è una brava premier. A mio avviso non ha portato un grande risultato, se non quello di questo vertice. Allora attendiamo poi questo vertice per capire nella sostanza, dopo che già abbiamo detto che compreremo più armi e più gas costoso e quindi più bollette per gli italiani, vediamo come continuerà questa diciamo strategia meloniana. Faccio rispondere Ruggero Razza, Certo, diciamo, per, certo. come dire, per equilibrare Razza, insomma, sentito Floridia, no? Insomma, dice è andata col cappello in mano. Ma intanto dovremmo essere contenti, lo diceva prima il direttore del Secolo d'Italia, che il premier italiano è stato ricevuto dal presidente degli Stati Uniti e che è stato rispettato il ruolo internazionale dell'Italia. Oggi sentiamo l'opposizione che dice che è stato quasi normale, ma chiunque ha letto i giornali nei giorni scorsi sapeva che gran parte dell'opposizione, una parte della stampa italiana, si auguravano un risultato opposto. Detto questo, il nostro governo in questi anni sta facendo degli sforzi importantissimi. Si parlava prima di gas e di energia. Nel 2021 l'Italia importava il 40% del suo fabbisogno di gas dalla Russia. In questi 2 anni questa importazione è scesa del 4%, perché c'è stato un protagonismo italiano nell'approfondimento di nuove aree in cui poter approvvigionare energia, che si deve per esempio alla strategia del piano Mattei. Poi avremo modo di dire tante cose, però io penso che dovremmo essere contenti se sappiamo che oggi l'Italia è rispettata nel mondo. Allora, nel frattempo, io l'ho visto adesso in sovraimpressione, vi ricordo che il 28 è un lunedì 28 aprile, stiamo rivedendo il banner, lunedì 28 aprile noi ci occuperemo delle elezioni provinciali in Sicilia. Tecnicamente sono delle elezioni, si chiamano di secondo livello, perché voteranno solamente i sindaci e i consiglieri comunali, e, insomma, colpa al cerchio, un colpo alla botte, ma finalmente tornano le rappresentanze politiche nelle province. Giuseppe Castiglione, lo guardo perché è stato presidente dell'UPI, dell'Unione delle Province Italiane, quindi sono insomma stato l'ultimo presidente della provincia. Ho visto nella galleria dei presidenti alla provincia di Catania che sono rimasto l'ultimo presidente. Non c'è la data di chiusura della mia esperienza politica alla provincia di Catania, però allora le cose che si stanno realizzando oggi noi le abbiamo dette tantissime volte, abbiamo affrontato il tema delle province, la regione siciliana
per 12 anni ha commissariato un organo costituzionale, cioè questo è il tema vero. L'articolo 114 della Costituzione prevede le province al pari dei comuni, delle regioni, delle città metropolitane, e noi per 12 anni abbiamo avuto un commissariamento, di fatto un commissariamento contro la Costituzione. Di fatto finalmente si mette un punto fermo, finalmente si dà una rappresentanza politica. A mio avviso il grande lavoro è ancora tutto da fare, e quelle cose che noi avevamo detto allora come province italiane, c'è un problema della governance, ma c'è un tema delle funzioni. Cosa vogliamo fare noi delle province? Le province, le funzioni che devono assolvere le province, che non devono essere quelle dei comuni, che non possono essere quelle delle regioni. A mio avviso andrebbero un po' dimagrite le regioni piuttosto che le province. Finalmente però si parte, oggi c'è un'elezione di secondo livello. C'è chiaramente una situazione con i partiti in gravissimo è tutta da affanno, decifrare ovviamente, no, però insomma piano piano. Però devo dire che comunque avremo una governance, avremo l'assemblea dei sindaci, avremo l'assemblea comunale, e quindi finalmente questo ente ritorna, e io vorrei fare anche un apprezzamento al sindaco Trantino, perché finalmente ha anche ridato anche una dotazione organica, ha rimesso del personale, perché è chiaro che Catania, anche quelle funzioni, ricordiamo che poi quelli di Catania, Palermo, Messina e Catania sono già diciamo, non voteranno ovviamente il presidente, perché la legge stabilisce che siano ovviamente i sindaci delle città. È un grande passo in avanti, devo dire che da questo punto di vista, dopo la sollecitazione anche della Corte Costituzionale, il presidente Schifani ha deciso in maniera molto autorevole, molto netta, che anche in Sicilia si doveva procedere con l'elezione di secondo livello. Teniamo conto che in tutte le altre regioni d'Italia oggi le elezioni sono di secondo livello, quindi si sono svolte regolarmente. La nostra era un'anomalia nell'anomalia. Chiaro. Allora, Daphne Musolino, credo volessi intervenire sulla questione Meloni. In verità volevo dire al collega Castiglione che il presidente Schifani non è che ha deciso spontaneamente, aveva tentato una leggina all'Ars che è stata bocciata col voto segreto, avevano tentato un emendamento alla Camera per reintrodurlo, anche là è stato dichiarato inammissibile, e alla fine se ne è fatto una ragione, elezioni di secondo livello. Questo per dire che insomma un po' non è che il presidente Schifani fosse così contento di queste elezioni di secondo livello. C'era un problema di partiti, anche là, Fratelli d'Italia. Là c'è sempre il problema della gestione dell'aula per il presidente Schifani, che non è così facile. Anche ultimamente sono andati sotto su questa legge che voleva aumentare i compensi dei presidenti dei CDA delle società partecipate. E anche là, nuovamente. Per il resto noi siamo Italia Viva, Tifa Italia, noi siamo sempre contenti quando la Presidente Meloni porta a casa un buon risultato, e di questo possiamo essere solo contenti. Nel caso di specie, diciamo, abbiamo un pareggio, un 0-0, non abbiamo portato niente, non abbiamo incassato negativamente, ma neanche abbiamo... curioso, cioè voi sareste stati felici, diciamo, così come era Calenda, solo che siccome Calenda ha espresso apprezzamento, voi no, diciamo, non è questo, guardiamo i fatti, non è che la Meloni ha portato a casa un risultato concreto, è riuscita almeno ad evitare che qui ora rebus sic stantibus questi dazi aumentino o siano applicati all'Italia. Poi vedremo cosa succederà, ma nel frattempo ha portato in dote che cosa? Già un consenso a accettare, aumentare la spesa, il PIL per le spese militari e acquistare il gas americano. Quindi non è che abbiamo conseguito un risultato, un vantaggio rispetto agli altri. Al contrario, ci siamo obbligati anticipatamente. Un posizionamento, là è sempre un problema di autorevolezza. Chi ce l'ha e chi è che la deve guadagnare. Andare a Roma, andare a New York, a Washington e dire vi invito tutti a Roma a fare un summit, ma se poi non sai se la Commissione Europea è del tuo stesso avviso e accetteranno questo invito, ha detto no, facciamo a Bruxelles, no? Appunto, questo che significa? Lei fa una proposta, però Trump ha detto sì, poi c'è bisogno, ma poi c'è bisogno di essere riconosciuti, di essere riconosciuti leader a livello internazionale e in rappresentanza della Commissione Europea, cosa che lei non ha. Non ha un mandato, non è stata investita dalla Commissione Europea, è lei che si è voluta proporre in tal veste. Altro poi è significativamente esserne in grado. Da questo punto di vista noi continuiamo a dire che sarebbe un ottimo speciale inviato sempre Mario Draghi, e continuiamo a dirlo a voce alta e con molta convinzione, anche perché diciamo che l'ultimo vero interlocutore per tutta l'Europa e per l'Italia in particolare è stato sicuramente Mario Draghi. Antonio, mi dispiace qui contraddire, diciamo, l'onorevole Studio, è come se la Commissione Europea ha caldeggiato e benedetto la missione di Giorgia Meloni a Washington, ma questo non registrano solo le cronache
ma addirittura i comunicati stampa della portavoce di Ursula von der Leyen. Si sono sentite più volte in questa fase e purtroppo a proposito di governance e di leadership europee, c'era chi nelle scorse settimane consigliava a Ursula von der Leyen il bazooka, quindi di contrapporsi a livello muscolare con un alleato strutturale dell'Italia e dell'Europa come gli Stati Uniti, e c'è chi invece, il governo italiano, sosteneva la capacità di dialogo, di portare, diciamo, nella logica nostra romana, no? Ce lo insegnava Seneca, di essere stoici e di non contrapporsi a livello muscolare con un interlocutore importante, non banalmente per essere sottomessi o colonia come dice qualcuno, ma perché sono interessi concordanti, sono due economie sorelle che si parlano, e il vero problema geopolitico, perché i dazi sono un'arma geopolitica, ci invitano a guardare all'altro vero grande impero, che quello sì può rappresentare e rappresenta già un problema enorme per le nostre aziende, per l'automotive, per tutto ciò che riguarda anche la transizione energetica, che è la Cina. Questi dazi vanno declinati dal punto di vista geopolitico, bisogna comprendere questo, perché sennò non si comprende perché l'Italia abbia agito in maniera così, diciamo, sagace e non abbia colto il balzo per portare un elemento perturbante di disturbo rispetto alla politica che deve fare la Commissione europea nei confronti di un alleato strutturale come gli Stati Uniti. Io vorrei sapere, scusate, cosa c'è di sagace nell'andare da Trump a dire sì, compriamo più armi da te, Fridia, però, sì, scusa, compriamo il gas, aspetti, io ho aspettato che finisse, certo. gas liquido da lei. E cosa c'è di sagace nell'aver stracciato il memorandum della Via della Seta, che già aveva aperto una relazione commerciale, si poteva migliorare, implementare, modificare, quindi io mi chiedo, ma di sagace cosa c'è per avere in cambio ottenuto sì, verrò a Roma, questo è stato ciò che ha ottenuto la Meloni. Scusa, allora, guardi, non volevo punzecchiarla su questo. Allora, il 2% del PIL sulle armi lo ha firmato una persona che lei conosce bene, che si chiama Giuseppe Conte. No, non l'ha firmato con Giuseppe Conte, ma nel 2014 l'hanno firmato prima di lui, forse lei non è informato. Che il governo Conte 1 e Conte 2 ha portato avanti. Non l'ha firmato, è diverso. Sono ovviamente impegni che il governo Conte aveva preso, e quindi non si può essere... Sono impegni che aveva ereditato e che non si può essere pacifisti a targhe alterne. Per ciò che riguarda l'acquisto del gas liquido, è stato già detto, lo compravamo dalla Russia e non andava bene perché chiaramente la Russia ha invaso l'Ucraina. Si fanno accordi commerciali, non è che si compra il gas americano per fare una cortesia agli americani, perché si fanno degli accordi commerciali. Si fanno degli accordi commerciali con l'Algeria. Se si fa l'accordo devi avere qualcosa in cambio, non l'ok, verrò a trovarti. Quello non è un cambio, non è uno scambio. Non è quello l'argomento di cui stiamo parlando. Fermi tutti un attimo, io ho un obbligo pubblicitario, però prima di andare in pubblicità, siccome vi ho detto parliamo dell'energia, parliamo dei costi della Sicilia, perché poi insomma noi decliniamo tutto in questa trasmissione anche con la lente di ingrandimento della Sicilia, io vi presento, e poi vado in pubblicità, Francesca Briganti, che è stata qui altre volte. Francesca Briganti è la coordinatrice regionale del movimento Partite IVA. Vedete, si è messa la bandiera della Sicilia, lei è della provincia di Siracusa, la bandiera delle partite IVA che mette sempre in questa stanza. Francesca Briganti, lo dico per chi non la conosce, no? Lo dico anche per i nostri telespettatori, Francesca Briganti è una che sta sempre seduta e studia. E studia, giusto, dottoressa Briganti? Allora, ha studiato l'energia, no? I costi dell'energia. Ha scoperto, insomma, e poi è andata a sollecitare ovviamente anche i vari enti, le varie autorità, e ha chiesto il perché. Perché il costo dell'energia siciliana è dal 2013, giusto Briganti? Poi la faccio parlare anche dopo prima. Anche prima. Si era raccolta l'ARERA nel 2009. Ecco, perché il costo dell'energia in Sicilia è il più alto d'Italia, o comunque tra i più alti d'Italia? Ce lo spiega dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta. Allora, questa è una cosa che mi incuriosisce. Allora, Francesca Briganti, l'avevo salutata prima, Francesca Briganti del Movimento della Partita IVA, vi risaluto gli ospiti, Barbara Flori del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Castiglione di Forza Italia, Daphne Musolino di Italia Viva, Ruggero Razza di Fratelli d'Italia, poi abbiamo il nostro direttore Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia, eccolo qua. E allora, fatemi vedere per favore Francesca Briganti, perché Francesca
Francesca Briganti, come dicevo, ha studiato questa storia dell'energia. Briganti, che è venuto fuori da questo studio che ha fatto? Allora, buongiorno a tutti di nuovo. È venuto fuori che già da tempo noi paghiamo queste bollette così alte rispetto a tutto il resto della nazione e anche del continente. È venuto fuori che anche l'ARERA nel 2009 si è accorto di questa cosa, però nulla è stato fatto. L'ARERA è l'autorità, diciamo, che tutela i prezzi. Regola anche le tariffe, così come ci è stato detto dalle risposte che sono arrivate dal Ministero, dalla Regione, dall'ARERA, dal Ministero del Made in Italy, perché abbiamo coinvolto queste 4 istituzioni per chiedere, appunto, nel momento in cui l'ARERA ha detto aumentiamo i costi delle bollette, abbiamo chiesto di bloccare l'aumento e di rivalutare il costo delle bollette secondo quello che lo svantaggio. Allora, Briganti, un attimo, andiamo al soldo. Ci faccia capire perché noi, cioè, come avete capito che noi paghiamo di più? Ma tutti i report che ci sono... Allora, io ho un po' di report, partono dal 2013 i report che ho io, da febbraio 2013, guarda, io lo zoomiamo qua, questo è, eccolo qua, lo facciamo vedere, questo è il 2013, il costo per megawattora, giusto? Esatto, quello è febbraio 2013, la fonte è il gestore del mercato elettrico e vedete lo saldo di differenza tra i 96,55 della Sicilia e i 60 della Lombardia. Anche in Sardegna pagano di meno rispetto a noi, eppure abbiamo lo stesso problema dello svantaggio dell'insularità. Quindi condizioni simili. Levo questa schermata, lo dico anche alla regia e vado avanti. Andiamo, questo è luglio 2013, andiamo a giugno 2019. Eccolo qua. Si abbassano i prezzi per tutti, giugno 2019, quindi prima del Covid, stiamo parlando del periodo prima del Covid. L'ho mandato apposta. La Sicilia ancora è il diagramma, quello arancione, diciamo, si vede, paga sempre di più rispetto a tutto il resto d'Italia, dove il prezzo più basso per megawattora lo paga la parte nord dell'Italia, diciamo le regioni del nord Italia, con 44,81. Paghiamo ovviamente di più anche della Sardegna, che ha le condizioni simili alle nostre territorialmente, quindi insularità e disagi del mezzogiorno. Andiamo a vedere, questo è il 2019, stessa situazione del 2019, andiamo a vedere gennaio 2025, salgono le tariffe per tutti. Si allinea la situazione, perché qui no, è una questione di crisi poi internazionale, qui siamo a gennaio 2025, esatto. Covid, post-Covid, la guerra in Ucraina, poi i dazi eccetera eccetera, la situazione politica internazionale, anzi Trump, ancora i dazi non ci sono, elezioni politiche americane, presidenziali americane, si allineano, ma la Sicilia resta sempre una di quelle che paga ovviamente tanto e in più rispetto alla Sardegna. Questo è il tema. Che vuol dire, Briganti? Cosa ci vuole dire lei? Cosa ci vuole dire lei con questa storia? Noi perché paghiamo di più? Ma io ritengo che ci sia un problema anche di infrastrutture, perché come è noto a tutti la Sicilia ha un grande deficit, in infrastrutture. E credo anche che ci sia poca attenzione da parte del governo centrale, così come del governo regionale, che, come giustamente mi ha risposto, non hanno la situazione in mano, cioè non possono gestire questa situazione, ma possono cercare politicamente di calmierare i prezzi. Credo che il Ministero dell'Ambiente debba prendere in considerazione seriamente che la Sicilia non può più sostenere questi costi, perché le nostre imprese non sono più competitive, considerando che anche noi registriamo i redditi più bassi d'Italia, neanche d'Europa. Cioè noi siamo in un... La sentiamo male, però prima di dare la parola e di fare rispondere ai nostri ospiti politici, le faccio vedere, si vede un po' male perché ovviamente è un grafico un po' più complesso, però le faccio vedere questa variazione che è nei costi dell'energia, dove la Sicilia, che è al penultimo, eccolo qua, vi faccio vedere, comunque è al penultimo rigo, registra questo numero, 1037,1%. Che cos'è questo numero, Briganti? Questo
questo deve essere l'esito della gara di salvaguardia che è stata fatta nel 2022, perché poi è aumentato notevolmente il parametro mega, anche se il Ministero dell'Ambiente ci dice che il parametro mega per male è allineato a tutto il resto d'Italia, ma non è così, perché nel 2022 è schizzato a più di 200 a megawattora, quindi anche i comuni sono in sofferenza, non solo sono i comuni in sofferenza, ma anche la sanità, come ci dice Agenas nel 2022 che abbiamo pagato, come lo dico io, un botto di energia elettrica. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va. Nel momento in cui tu mi riconosci lo stato di insularità, è chiaro che non puoi essere in una condizione in cui io devo pagare. Perfetto, tutto chiarissimo. Ci sono anche costi di produzione dell'Istat che dovrebbe fare vedere. Guardate come sono lievitati i costi di produzione in Sicilia dal 2019 e poi. Eccoli qua, sono questi qua i costi di produzione in base, ecco, vedete come schizza il diagramma, noi il sud è quello rosso, insomma, aspetti, dobbiamo ritrovare la grafica, Briganti, un attimino adesso ricerchiamo tutto. Comunque sì, sono schizzati, se tutto diciamo parametrato, insomma, tutti questi aumenti, eccoli qua, sono questi. Ma le nostre imprese quindi non operano in un mercato incorretto, noi ci troviamo a combattere contro un caro vita, un caro costi, e non siamo competitivi nel mercato se non si mette effettivamente in mano. Allora, chiarissimo il concetto. Adesso sentiamo cosa hanno da rispondere. Voi li conoscevate questi numeri, questi dati? Parlo con tutti voi. Cioè, così insomma, nel dettaglio no, sapevo che c'era un costo maggiore per quanto riguarda in la buona Sicilia sostanza in generale. noi siamo sempre quelli che paghiamo di più. Questo costo, diciamo, che ovviamente è registrato ed è continuo, lo pagano poi nel tempo le imprese, lo pagano i consumatori, perché poi diventa difficile anche fare produzione qui, perché costa, oltre ai danni dell'insularità, la mancanza, insomma, di trasporti via terra, la mancanza, adesso qua poi voi vi dividerete come opinione, del ponte eccetera eccetera, però diciamo, la mancanza di questo collegamento stabile, ecco, con la terraferma, riduce anche la competitività delle imprese. Però quindi abbiamo visto che non è così, perché in Sardegna in realtà il costo è comunque più basso, quindi sicuramente le motivazioni sono loro plurime, dicono che è una questione di insularità, loro dicono che la Sardegna sfrutta meglio la questione dell'insularità, questo è, insomma, secondo no, loro. Aspetti, Dica. a me è stato riferito che c'è una minore domanda di energia in Sardegna. È molto meno popolato rispetto alla... Perché è molto meno popolato, ovviamente, c'è 1.400.000 abitanti contro i 5 milioni della Sicilia, ovviamente, quindi c'è meno richiesta. Poi noi abbiamo anche un dispendio eccessivo di infrastrutture fragili, proprio quelle che trasportano l'energia, così come quelle che trasportano anche l'acqua. Noi abbiamo una carenza importantissima di infrastrutture idriche. Quantomeno per allineare questi costi. Io intanto avrei bisogno di un po' di informazioni in più per poter fare un'analisi. Non so come ne uscirà poi, perché è una di quelle che il tema è stato posto. Noi sappiamo che è stata fatta una legge costituzionale sul tema dell'insularità, mi pare il Parlamento è già intervenuto con legge costituzionale, c'è una commissione sull'insularità, c'è la collega Musolino che è in commissione insularità. In questa commissione si è affrontato alcuni dei nodi principali, il tema delle infrastrutture, ma soprattutto il tema dell'energia. Il documento conclusivo che abbiamo fatto, come tutta la commissione, perché ha affrontato anche il tema dell'energia, ha sentito tutti gli stakeholder più importanti su questo versante, ed è chiaro che la prima cosa che si farà, oltre al documento conclusivo, la commissione ha varato il documento all'unanimità, quindi tutti insieme, tutti i partiti, quindi si è fatta un'analisi sui costi dell'energia, sui costi delle infrastrutture, sui costi del trasporto dell'energia, e quindi ora si procederà a delle soluzioni di carattere tecnico, di carattere legislativo, vedere cosa poter fare. Il tema è un tema molto ampio, cioè quindi ha bisogno di riferimenti di carattere tecnico, e mi pare che alcune informazioni sono chiaramente informazioni a disposizione di tutti. C'è un mercato libero, non dimentichiamo che c'è un mercato libero, quindi l'impresa quando sta sul mercato contratta proprio l'acquisizione del prezzo dell'energia,
quindi è su un mercato aperto, quindi bisognerebbe conoscere meglio. Noi siamo intervenuti in qualche maniera col decreto aiuto per le famiglie, cioè quindi in questo caso parliamo di imprese, parliamo di famiglie, cioè bisogna circoscrivere l'idea, però il tema è un tema straordinariamente importante, tant'è che io porrò nei prossimi giorni già l'ufficio legislativo del gruppo e lo sottoporrò anche ai colleghi parlamentari, il tema che voglio affrontare è il tema della rivisitazione dello statuto della regione siciliana. Finalmente noi parliamo di questo statuto della regione siciliana, di questo straordinario statuto che disciplina tutto, che dice che il capo della polizia in Sicilia è il presidente della regione, che in Sicilia abbiamo l'alta corte mai attivata, che in Sicilia poi abbiamo la sezione della Corte dei Conti, la sezione del Consiglio di Stato anche in Sicilia, però sul tema economico noi abbiamo rivisto lo statuto del Friuli Venezia Giulia, in Consiglio dei Ministri si è affrontato il tema prossimo del Friuli Venezia Giulia, ora prima del Trentino prima. Cioè, il tema vero è come noi affrontiamo anche la contrattazione di carattere economico con il governo centrale. Cioè, quindi il tema dell'energia, una delle competenze che dovrebbe la regione siciliana, a mio avviso, su cui poter far leva, poter dare forza ad un'azione politica della regione, è il tema dell'energia. Noi siamo il più grande polo petrolchimico, oggi siamo interessati da forti investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Cioè, anche a questo proposito, per esempio, sarebbe opportuno, oltre agli investimenti di carattere infrastrutturale, per esempio Terna che deve investire in Sicilia, perché il trasporto dell'energia molto spesso produciamo e non riusciamo a trasportare quell'energia perché non abbiamo le reti di distribuzione idonee per poter trasportare l'energia. Però oggi sul tema dell'energia rinnovabile va fatta una riflessione, c'è il fotovoltaico e noi oggi non sappiamo di preciso, perché la competenza è variegata tra le diverse amministrazioni, quante sono le istanze, qualcuno parla di 10 giga, qualcuno parla qualcosa in più, fotovoltaico, agrivoltaico, idroelettrico, ci sono tutta una serie, l'offshore eolico. Vogliamo mettere un punto sulla situazione, soprattutto la Sicilia, riassumere la centralità e trattare col governo nazionale il tema che è fondamentale per la competitività delle nostre imprese, ma anche per la nostra isola. Io ritengo che la rivisitazione dello statuto, oltre le norme di carattere ordinamentale, quindi vedremo, io per esempio sono quelle che non mi appassiona il tema di avere una sezione del CGA in Sicilia, perché il Consiglio di Stato mi fido molto di più alla luce di tante sentenze che stanno venendo fuori da parte del nostro Consiglio di Giustizia Amministrativa. Non ultimo, lo dico e chiudo, la vicenda del servizio idrico integrato della nostra provincia di Catania. Cioè, però oltre alle norme di carattere ordinamentale, a mio avviso va ricontrattato il tema di carattere economico finanziario con il governo centrale. Il tema dell'energia è fondamentale. Noi siamo grandi produttori, vorremmo che questo beneficio venisse anche in parte per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Se posso, perché mi è venuto spontaneo ascoltandola, io sono d'accordo su tutto quello che ha detto. Mi chiedo solo una cosa, e la chiedo a lei, al collega di Fratelli d'Italia, noi che siamo siciliani, dico, dovremmo essere uniti in una battaglia, quella di fare in modo che nella nostra Sicilia e i nostri siciliani, così come fanno tutti i parlamentari di tutti i territori, arrivino risorse. Ora, nel momento in cui, vi faccio una domanda o comunque una riflessione, nel momento in cui il PNRR precedente, cioè quello che avete ereditato, aveva previsto, perché ho contribuito a scriverlo insieme al ministro Costa, allora dell'ambiente, e il ministro Patuanelli dello sviluppo economico, prevedeva quasi 900 milioni, quasi 1 miliardo per il rifacimento delle infrastrutture idriche siciliane, perché lo avete smontato e ora abbiamo 140 milioni per tutto il sud Italia per il rifacimento delle strutture idriche siciliane? Un'altra cosa, c'era 1,5 miliardi che dei fondi di sviluppo e coesione Schifani ha concesso venissero tolti ai siciliani, quindi alle scuole, agli ospedali, alle strade, per
il ponte. Ora io mi dico, d'accordo con lei in tutto quello che ha detto, ma quando almeno sono stanziate delle risorse, possiamo essere uniti, che il governo è vostro, sia alla Regione che a Roma, di non farci scippare risorse che già avevamo stanziato? Quasi 1 miliardo abbiamo messo per il rifacimento delle infrastrutture idriche 140 milioni siciliane. sono quelle siciliane, erano 140 milioni e ci sono ancora. No, ce n'erano decisamente di più e le sembra normale che ce li facciamo scippare? Io questo dico. No, ma nessuno, il miliardo per le infrastrutture i fondi di sviluppo e coesione del 1,5 miliardi dato per il ponte è che il se caso? Finalmente la politica, mi pare un passaggio molto positivo quello che stiamo registrando oggi, se finalmente la politica trova all'unisono una convergenza su alcune questioni, io penso che oggi le risorse tra PNRR, che dobbiamo trovare la maniera come poter spendere nella maniera più veloce possibile e soprattutto più trasparente possibile, tra le risorse del PNRR, tra i fondi strutturali, tra il fondo di sviluppo e coesione, le risorse per le aree interne. Cioè oggi obiettivamente centriamo gli obiettivi, vediamo su cosa vogliamo effettivamente investire e poi tutti insieme lavoriamo perché la pubblica amministrazione sia più veloce, perché le gare siano fatte con maggiore celerità, perché l'attuazione, perché il tema vero, e qua non è un problema di centrosinistra, cioè abbiamo impattato il governo di centrodestra come il governo di centrosinistra sul tema vero, reale della attuazione delle però misure. Ci avete vinto le elezioni dicendo che andava mandato a casa Conte perché voi eravate pronti, quindi era un problema reale che avremmo affrontato tutti. Sì, la sostanza è che noi abbiamo portato questi 200 miliardi che ora sono comunque difficili da spendere e che voi non avevate la bacchetta magica che pensavate di avere. Allora, buongiorno a tutti, un attimo, io devo salutare Francesca Briganti. Grazie Francesca Briganti, che deve dire? Prego. Aspetti, dottore, mi scusi, stiamo passando dal costo dell'energia elettrica allo statuto, che poco può fare lo statuto sulla questione dell'energia elettrica. Il problema è che se il prezzo si forma su una forza è chiaro che non può tenere conto di quelli che sono i nostri problemi strutturali, quindi quando si parla della commissione insularità, che io conosco benissimo, mi sto preparando anche per andare in commissione insularità proprio per portare tutte queste cose, e l'impegno che gli onorevoli che sono lì è quello di portare in aula immediatamente questa questione, perché è una discriminazione, siamo tutti oppure c'è l'Italia che finisce chiarissimo. Dice che c'entra lo statuto con questa cosa, dice qua è un problema che va affrontato. Allora, io vedevo Razza che faceva dei gesti e voleva intervenire. Io vi ricordo a tutti, anche quelli che sono collegati, che siete tutti aperti. E poi andiamo in pubblicità. Prima volevo salutare Elvira Terranova. Oggi c'è confusione. Allora, ciao Elvira intanto. Consentimelo. Ciao a tutti quanti. Sta seguendo, ovviamente sta ascoltando anche la questione di regia. Allora Razza e poi andiamo in pubblicità e saluto Francesca Briganti. No, ovviamente sapevo che era complicato, ma per fortuna, come avevo anticipato, io mi sarei potuto fermare solo il primo blocco, poi c'è Antonio Rapisarda. Provo ad essere che difende come la cosa, no? Sul tema dell'energia. In questo momento l'approvvigionamento energetico è all'oggetto di un lavoro importante da parte del governo nazionale, gli accordi con la Tunisia, con l'Algeria, con gli Emirati Arabi Uniti, la legge sul nucleare, l'autorizzazione agli impianti fotovoltaici offshore, sono tutti degli strumenti che consentiranno all'Italia di avere un migliore approvvigionamento energetico e quindi di poter mandare più in basso la tariffa. Non condivido la posizione della Presidente Floridia sulla rimodulazione del PNRR, io sono componente della Commissione al Parlamento Europeo che si occupa di seguire il tema del PNRR, semplicemente perché ciò che è stato rimodulato era quello che non si sarebbe potuto realizzare entro i termini di scadenza del 2026. Uno può anche mettere miliardi di euro per interventi certamente importanti, ma se questi interventi si sa anticipatamente che non possono trovare compiuta esecuzione entro il 2026, quelle risorse vanno perdute. Per quanto riguarda il Fondo di Sviluppo e Coesione, bene ha fatto il Governo nazionale a cofinanziare per una percentuale insieme al Governo regionale un'opera importante, e io mi permetto di ricordare alla Presidente Floridia che è la stessa cosa che è accaduto con il vostro Governo,
quando noi abbiamo rimodulato il Fondo di Sviluppo e Coesione e destinato 700 milioni di euro alla realizzazione della Catania-Ragusa. Anche quella era un'opera che si sarebbe dovuta fare con fondi dello Stato, ma se un'opera dà ricaduta economica al territorio e lo dà in termini di crescita economica, non ci trovo nulla di strano che concorrano tutti gli attori a realizzarla. Il problema vero è che quelle risposte vengano spese effettivamente. Ecco, sul ponte questa è la mia perplessità, che verranno spese realmente. Allora, fermi un attimo, perché oggi c'è una notizia che pubblica sul ponte Repubblica. il cofinanziamento regionale è il 10%, il vostro governo a noi ha chiesto un cofinanziamento della Ragusa-Catania al 70% e noi abbiamo accettato di buon grado, perché sennò sarebbero passati altri 30 anni prima di vedere le ruspe. Del ponte non ci sono le ruspe. Allora, fermi tutti, io vado in pubblicità. Razza, lei non si muova da là perché le devo fare vedere una cosa, poi si saluta dopo, però non si muova da là. Andiamo in pubblicità, saluto Francesca Briganti, grazie Francesca Briganti per il contributo, Grazie. si mette in contatto con Castiglione che vuole sapere tutto sull'energia elettrica. Pubblicità e poi torniamo, anche per le di Ponte. Allora, eccoci qua, rientriamo in diretta, saluto i colleghi, l'ho fatto prima con Elvira Terranova, ciao Elvira, ci risalutiamo, Elvira Terranova, l'ADN Cronos, caposervizio dell'ADN Cronos in Sicilia, e poi abbiamo anche Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it, ciao Giuseppe, anche lui un siciliano emigrato, mettiti la bandiera della Trinagria come faceva la signora Briganti, che ti rende più autoctono, no? e ridi. Allora, vi faccio vedere. Ma nel cassetti. Vi faccio vedere, lo volevo fare vedere a Ruggero Razza, questa prima pagina della Verità. Dico, perché la Verità? Perché poi sintetizza tutto il pensiero del centrodestra. Guarda, questa è la prima pagina di oggi della Verità. Razza, è così? Ma guardi, io non lo so, prima scherzando dicevo che non si trova quasi più Gaviscon dalle parti del centro-sinistra, però ovviamente la mia è una battuta e torno a quello che dicevo prima, noi dobbiamo provare ad osservare le cose con linearità. Eccoli. C'è la che in Schlein, questo scusi momento sta Razza, giocando c'è l'Italia, Giuseppe noi Conte. lo viviamo direi quasi a Bruxelles settimanalmente, c'è un'attenzione che riguarda il nostro governo in sede comunitaria, poi ovviamente ha ragione chi dice che agli impegni diplomatici dovranno seguire i fatti e io penso che tutti dobbiamo sperare che i fatti si realizzino. Mussolini. Noi tifiamo sempre per l'Italia, l'ho detto in premessa e lo confermo, però attenzione a non metterci sul petto una medaglietta prima che effettivamente il risultato sia portato a casa. Esatto. Questo è Mi l'autocelebrazione. dispiace, non è una medaglietta, ci sono alcuni fatti che si stanno realizzando. Questi fatti sono sotto gli occhi di tutti, la stampa internazionale li vede, dovremmo essere contenti. Ma poi lo ripeto, ripeto, e l'ho tifiamo detto e lo tutti per il ripeto. nostro Noi Stato, non fa male. tifiamo assolutamente per l'Italia, ma questo non significa che i fatti che si sono realizzati fino adesso siano fatti dei quali possiamo dire che abbiamo fatto un traguardo. Abbiamo gettato una premessa, abbiamo intavolato un confronto, poi bisognerà vedere se effettivamente questo confronto Luca, porterà sembra a un quasi lo vantaggio. stesso discorso di quando si stava formando la Commissione europea e tutti dicevano l'Italia non sarà tenuta in considerazione, l'Italia verrà messa ai margini, quasi ci speravano e poi abbiamo Quasi ci Raffaele speravano, lo Fitto dice che fa lei, il onorevole vicepresidente Razza. della Io qua non ho detto assolutamente nulla di qua, anzi sono stata tra i primi, io e il mio partito, a fare i complimenti all'onorevole Fitto, al ministro Fitto quando è diventato vicepresidente della Commissione europea. Guardi la telecamera, io personalmente però, gliel'ho fatti anche in aeroporto incontrandolo, quindi pur avendolo più volte contestato sulla gestione del PNRR, perché noi tifiamo sempre per l'Italia, questo sia chiaro. Questo però non ci esime, quando riteniamo che ci sia da fare una critica, dal dirlo, perché altrimenti che saremmo un coro di laudatori sacritici che dicono che sempre va tutto bene, non faremmo neanche il nostro No, dovere, questo che noi capitava daremo un qualche anno fa in contributo. provincia di Messina. I laudatori Poi Spazi, diciamo, assolutamente, perché Spazi, poi diciamo, se ne vuole dall'Europa parlare, c'è alla c'è provincia. tanto di cui possiamo parlare, a partire dalla sanità. L'aspetto quando vuole. Quando vuoi. Quando vuole lei, a ben sentirci quando preferisce. Quanto di però C'è in studio tanto tutte e due, perché c'è sennò- tanto di cui possiamo parlare. Quanto di studio tutte e due. C'è un tema che
C'è un tema che in questo momento sta appassionando ovviamente i 5 Stelle, di cui ovviamente poi risponde anche l'Europa, in questo caso con visioni diverse, anche il partito dell'onorevole Razza, così come gli altri partiti. In questione del riarmo. Noi 2 settimane fa siamo stati alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, quello per intenderci con l'influencer. Sentite cosa aveva detto Conte in questa convention, diciamo, ha, come dire, rinsaldato le fila a modo suo del centrosinistra, salvo poi qualche settimana dopo perderne qualche pezzo. Oggi ovviamente i risultati sono che Calenda, che avrebbe dovuto essere insomma in questa parte qui, diciamo, rilancia applaudendo Meloni da Trump, questo terzo polo. Questo è il servizio che noi vi proponiamo, curato da Gerry Italia. Sabato 5 aprile, primo pomeriggio, Roma si ritrova attraversata da un fiume umano. Migliaia, secondo gli organizzatori oltre 100.000 persone, rispondono all'appello del Movimento 5 Stelle per dire no al piano europeo di riarmo, un progetto da 800 miliardi di euro. Il corteo parte da Piazza Vittorio, si snoda lungo le vie del centro e raggiunge i fori imperiali. Tra cori, striscioni e bandiere multicolori, l'urlo è chiaro: no alla guerra, no al riarmo. In testa al corteo il presidente del movimento Giuseppe Conte, con lui parlamentari, sindaci, amministratori locali, un fronte compatto che si oppone al piano europeo e che lancia un messaggio politico preciso. Oggi si rompe quella farlocca luna di miele che Meloni ha costruito con una parte degli italiani, con le menzogne e con le bugie. Oggi costruiamo il primo pilastro dell'alternativa a questo vergognoso governo. Di qui parte l'alternativa di governo. Saremo tutti costruttori di pace. Il popolo del no al riarmo è eterogeneo, tanti i volti maturi, gli stessi forse che più di 20 anni fa sfilavano contro la guerra in Iraq. Le bandiere sventolano nel ponentino romano, arcobaleno, rosse e palestinesi, ma è la partecipazione della Sicilia a sorprendere. 10 pullman partiti nella notte, centinaia di attivisti arrivati nella capitale. Sono tantissimi siciliani che sono qui a Roma oggi a manifestare, sono partiti 10 autobus dalla Sicilia, tantissimi siciliani che sono arrivati col treno, con l'aereo. Siamo qui per lanciare un segnale al governo Meloni, all'Europa, perché quei fondi li dobbiamo spendere per migliorare la qualità di vita degli italiani e poi perché oggi è il momento di dire basta alle guerre e sì alla pace. E tra i partecipanti anche un volto inaspettato, l'influencer partenopea Rita De Crescenzo, regina di TikTok e protagonista, nel bene e nel male, della cronaca social recente. Questa volta ha mobilitato i suoi followers per una causa diversa, la pace. Sono qua per dire stop alle armi, basta la guerra. Se ci danno le cose buone e giuste, io sono pronta con i miei follower a dire le cose buone e giuste. Roma ha parlato, ma l'eco di questa manifestazione che parte dal sud arriva fino a Bruxelles. Un messaggio chiaro: no alla guerra, sì all'Europa dei diritti. Per chi ha marciato sabato, il futuro non passa dalle armi, ma dalla giustizia sociale e dalla pace. Allora, il tema è questo, no? Insomma, la mia domanda la faccio a tutti, compresi ovviamente ai colleghi. Non è che Conte ha trovato sta strada del pacifismo, diciamo, per ritagliarsi il suo spazio ed essere l'antagonista vero di Giorgia Meloni, visto le difficoltà del Partito Democratico? Rispondete chi vuole. Parto da Giuseppe Pipitone, che insomma l'ha seguita bene sta storia. Ma non so se Conte ha trovato, diciamo, la sua strada per essere l'anti-Meloni. La cosa curiosa è che questa strada la sta battendo soltanto Conte in maniera, diciamo, convinta, e questa, diciamo, è anche un po' allarmante visto il livello a cui siamo arrivati. Tu hai citato una notizia, che un giornale che non è il mio, quindi non sono tacciabile di essere conflitto di interessi, che è Repubblica, che parlava del ponte come
opera strategica, no, per i nostri militari. Cioè, se siamo arrivati a questo punto, diciamo che forse è il momento, diciamo, un attimo di preoccuparsi. Io però non sono convinto che poi in fondo Giorgia Meloni non la pensi poi così tanto come Conte. Non lo dico, diciamo, non è un'opinione mia, era lei che lo scriveva nei suoi gruppi WhatsApp, nei gruppi WhatsApp del suo partito. Ha pubblicato un libro del collega Salvini in cui il giorno dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, diciamo, la Meloni sosteneva che la strategia dei democratici americani era tutta sbagliata, no? E lo ha ridetto essenzialmente in quella famosa telefonata dei comici russi scambiati cioè si sono fatti scambiare per un leader afghano, dove diceva che la controffensiva ucraina non era andata come doveva andare e che quindi bisognava trovare un attimo una via di uscita. Cioè, anche stessa Giorgia Meloni sembrava di aver inquadrato la vicenda per come doveva essere inquadrata. Poi ovviamente fa un altro discorso pubblico, farà probabilmente quello che secondo lei è un discorso di realpolitik. Non so se poi parlare anche della Meloni negli Stati Uniti d'America, perché ho visto che ha fatto vedere una prima immagine della verità, ho visto l'onorevole Razza che parlava di Rosiconi. A me ha ricordato quando qualche anno fa era un altro presidente del Consiglio che si chiamava Matteo Renzi che parlava di rosiconi e di gufi, vi ricorderete, diciamo, non è finita poi benissimo. Se la gira come vuole, è quella la storia, no? Cioè, quando in base al ruolo che ricopre. Certo è che ovviamente diciamo, qui c'è una stampa, diciamo, che lasciando perdere l'Italia, c'è una stampa che in qualche modo ha riconosciuto a Giorgia Meloni però questo ruolo, diciamo, di pontiere tra l'Europa e diciamo, gli Stati Uniti in un momento difficilissimo in cui appunto gli Stati Uniti volevano chiudere con tutto. Capisco che sono, diciamo, strategie, posizionamenti anche del presidente Trump, però tutto questo posizionamento, insomma, queste strategie, queste parole lanciate così come se nulla fosse, hanno creato il terremoto, insomma, in tutto il mondo, soprattutto dal punto di vista economico, no? Quindi insomma qualcuno che non c'è dubbio, si mettesse in mezzo e calminasse. Anche perché Giorgia Meloni è l'unica premier, diciamo, conservatrice, ma di destra, oltre ad Orban in Ungheria, di un paese, diciamo, importante, no? G7, eccetera. Quindi era inevitabile, anzi, bene che Trump ebbe con lei. Il problema principale poi alla fine della fiera che cosa, diciamo, viene in tasca al nostro paese. Poi potremmo parlare anche dell'Unione Europea, perché comunque Trump ha detto che le trattative sui dazi le fa con l'Unione, le fa con la Commissione von der Leyen, non le ha fatte con lei finora. Quindi poi vedremo, diciamo, a fine partita. Ecco. Allora, prego, no, volevo sentire anche Elvira Terranova, diciamo che ho avuto appena il tempo di salutarla, poi insomma anche Antonio e poi ovviamente chi ha parlato meno di voi, cerchiamo un po' di equilibrare anche gli interventi. Prego Elvira. Sarò brevissima, perché partendo da quella che è stata appunto quella manifestazione dello scorso 5 aprile, in piazza abbiamo visto decine di migliaia di persone. Magari non avremmo voluto vedere personaggi come Rita De Crescenzo, ma vabbè, quello lasciamo perdere. Però per il resto devo dire che è stata, insomma, C'era anche il premio Nobel Parisi a camminare con noi, e che i giornalisti, qualcuno si è fermato a intervistare lei. Ma lo dico proprio da giornalista, io avrei dato zero spazio a Rita De Crescenzo e molto più spazio ad altri, appunto Parisi ad esempio. Quindi diciamo sicuramente è stata una piazza con numeri importanti da tenere assolutamente in considerazione. C'era anche presente una delegazione del PD con Boccia ed altri, quindi comunque io adesso non so se Conte, tra virgolette, utilizzerà questa motivazione, insomma, del riarmo, del suo no al riarmo, per cercare di fare il leader dell'opposizione, però sicuramente quella è stata una piazza importante. Per quanto riguarda invece l'incontro tra Meloni e Trump, sicuramente è stato un incontro positivo, l'abbiamo visto tutti, perché insomma non è stato l'incontro con Zelensky, ecco, questo diciamo è un dato di fatto. Però sicuramente adesso aspettiamo anche di capire che cosa accadrà, perché ci sono questi 90 giorni per capire sui dazi che cosa accadrà, perché naturalmente adesso è tutto in divenire, perché è stato un incontro certamente positivo, però di concreto adesso dobbiamo aspettare quello che accadrà, in particolare sui dazi, perché naturalmente questo è quello che riguarda, credo, tutti, l'Europa e gli Stati Uniti. Antonio.
Giuseppe Conte è sicuramente abile a recitare più parti in commedia, no? Ha votato l'invio delle armi in Ucraina quando appunto... Sei tenerissimo, come sempre. No, ma dico, è un abilissimo politico, cioè un avvocato prestato alla politica, è riuscito a governare un po' con tutti, quindi insomma la qualità del politico è da questo punto di vista indiscutibile. E come dice sempre Ruggero Razza, è nel ristretto club degli ex presidenti del Consiglio. Esatto, no? Ma poi sempre col grande rispetto con cui si parla appunto di un ex presidente del Consiglio e di un leader capace di portare in piazza tante persone. Le piazze si rispettano sempre. Lui si è ritagliato un ruolo abile su questo pacifismo un po', diciamo, petaloso, però mettendo in grossa difficoltà quel campo largo o campo giusto, come lo chiama lui, che lui si candida a governare, perché in Europa, ma non solo in Europa, in Italia, quel campo largo si è diviso in 6 mozioni, quindi non riesce ad avere una composizione unitaria. Cioè, se oggi ci fosse al governo il centro-sinistra con Giuseppe Conte premier, non potrebbero votare alcun tipo di provvedimento perché sarebbero divisi in 6 posizioni diverse. Lì in studio hai 2 rappresentanti, insomma, del campo largo, che sul tema appunto dell'invio delle armi la pensano in maniera diametralmente opposta, ma non solo nelle intenzioni, nei fatti, perché poi in Parlamento, nelle istituzioni, contano i voti che vengono espressi. E quindi Giuseppe Conte abilmente occupa quello spazio e Elly Schlein è in piena crisi esistenziale, perché non sa a che PD deve votarsi, perché c'è un partito socialista europeo che vota convintamente il sostegno all'Ucraina ed è quello che indossa l'elmetto, no? Sono quelli un po' alla Macron che vorrebbero addirittura la coalizione dei volenterosi, vorrebbero stare loro a difendere l'Ucraina armi in pugno, e poi c'è un PD pacifista o neopacifista che era in quella piazza. Il punto è che poi quando ci si candida alle elezioni con un progetto di governo bisogna dire chiaramente quello che si vuole fare, e qui iniziano i grandi guai di questo campo largo che noi abbiamo definito spesso sul secolo campo diagramante, perché quello Mi è chiedo al se momento. anche Giorgia Meloni e Salvini la pensano alla stessa maniera. Guardi, Diciamo onorevole, che, no, guardi, scusi, onorevole, aspetti, io ho aspettato ogni volta che lei finisce di parlare. siccome lei senza che vi sia finisca e poi le rispondo. Anche i collegamenti sono tutti aperti, lo le ricordo a dico tutti, che in vi sentite Parlamento, forte e chiaro. lei che è in Parlamento, a differenza di me, insomma, Sì. lei sa perfettamente che conta in democrazia il voto parlamentare. E infatti Se stavo lei mi dice una rispondendo, volta mi in cui- scusi, Prego. io appunto ci sono in Parlamento Esatto. e lei no, e quella mozione che hanno votato, che ha votato la maggioranza, l'ho letta ed è una mozione che a fatica hanno scritto proprio perché hanno dovuto espungere, cioè togliere tutte le parti per le quali la Lega non era d'accordo, cioè le armi, l'invio di armi. Onorevole, la Lega ha Quindi, sempre aspetti, votato l'invio delle armi. mi faccia Onorevole, finire, mi creda, Guardi, le rispondo se mi dà il tempo, Ma ci perché rispondo a mancherebbe, tutte il padrone di casa ce l'ha le sue vicino, io argomentazioni molto sommarie e generiche. Allora, No. votano insieme in Parlamento perché Aspetta, mi poi ci faccia torno finire. su questo. Vabbè, Aspetta, se lei, Antonio, se falla, lei falla, preferisce. Argomentazioni sommarie, onorevole, stiamo attenti perché poi Anche lei ci è torniamo in stato- maniera, diciamo, pesante sulle cose. Prego, continui. La ringrazio. Allora, la mozione che hanno votato all'unanimità in maggioranza io l'ho letta e l'hanno scritta dopo tanto tempo perché hanno fatto fatica, tanto che la Lega ha ringraziato Foti proprio perché era riuscito a trovare la quadra togliendo tutto quello che la Lega non gradiva, cioè il mettersi d'accordo sulle armi. Detto questo, in Parlamento europeo invece hanno votato tutti e tre i partiti di maggioranza diversamente. Lei dice lo hanno fatto anche le opposizioni? Sì, le opposizioni però non governano questo paese. Beh, si Punto candidano a secondo, per governarlo, quanto, con quale per quanto riguarda invece Con quale posizione? Conte, per quanto riguarda Conte, come abbiamo votato, quando è cominciato il conflitto in Ucraina, certo che abbiamo votato il primo invio alle armi, perché c'era una situazione asimmetrica e nessuno pensa di mettere i fiori nei cannoni, non l'abbiamo mai detto, tanto che anche l'accordo del 2014 per il riarmo verso il 2% lo abbiamo sempre rispettato, perché non giochiamo e sappiamo bene quanto sia importante la difesa. Altra cosa è scegliere di stanziare 800 miliardi in più per le armi, distruggendo l'Europa perché sono riarmi nazionali e dei paesi e non di una difesa comune
comune europea. Quindi quando parla del Movimento 5 Stelle stia attento, perché non rinneghiamo nulla di ciò che abbiamo fatto, e ciò che abbiamo fatto ha un senso logico e una chiara e un chiaro percorso. Gli elettori se abbia un senso 100.000 persone c'erano infatti in quella piazza. 100.000 persone c'erano in quella piazza. Lo chiedo anche a chi in Europa ci sta, ma lo chiedo a tutti. Diciamo, questi 800 miliardi però, come ci hanno spiegato, non servono per comprare le armi, servono per fare altro. Non sono Vorrei tanto che declinassero perché cosa, visto che Crosetto ha già investito di 30 miliardi, 27 in armi, cosa resta dai 30 ai 27 miliardi? Se 27 li usi per le armi, io voglio sapere in che cosa. Certo che ci sarà anche qualcos'altro. Intanto, se fosse un investimento in quota capitaria di 800 miliardi non sarebbe di 30 miliardi la quota italiana. Io penso noi dobbiamo dire una grande verità. Oggi la NATO, e penso che nessuno in studio e nessuno nelle forze politiche italiane pensa che l'Italia debba uscire dalla NATO, dice agli Stati membri che devono investire di più per raggiungere alcuni target. Per investire di più a sostegno della NATO, ovviamente una parte di questo investimento va in armamenti, che oggi sono sostenuti all'80% da paesi non europei. Questi impegni sono risalenti nel tempo. Io penso che sia un fatto abbastanza normale pensare che oggi non è più possibile che l'80% della spesa della NATO venga coperta da tutti i paesi senza una analoga assunzione di responsabilità da parte dei paesi dell'Unione Europea. Su questo mi pare che ci fossero degli impegni che hanno ribadito tutti i governi. Oggi quello che arriva dall'Europa è la possibilità di scorporare dal patto di stabilità una parte di questi investimenti, garantendo così la possibilità di raggiungere il 2% senza andare a colpire la spesa sociale, senza andare a colpire la spesa per investimenti e senza andare a colpire cose che sono ben più importanti e che il patto di stabilità bloccherebbe. Ci possiamo fare il ponte con questi soldi, Razza? Ci possiamo fare il ponte con questi soldi, Razza? Come dice Repubblica, il ponte è strategico per la NATO, servirà per le truppe e i mezzi. Questo sarebbe un atto firmato. Ho letto anche io sul giornale questa mattina. Dico una cosa diversa, che quando parliamo di investimenti per sicurezza e difesa non parliamo soltanto di armi. Parliamo di infrastrutture strategiche, parliamo di cyber security, parliamo di una parte importante anche del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. Quindi mettiamo le cose nel giusto delle industrie di armi. Nessuno pensa che si debba riarmare o spendere 800 miliardi di euro in armi. C'è la possibilità di investire in sicurezza e difesa per garantire la competitività e la sovranità degli Stati dell'Unione Europea. Allora io vi dico una cosa, su questo c'è un lavoro che sta andando avanti. Ricordo a tutti che non c'è un documento finale, tant'è che il Parlamento Europeo ancora non si è espresso su un documento finale, né almeno dal punto di vista consultivo, semplicemente perché il Consiglio d'Europa lo sta valutando insieme alla Commissione. Razza, fatelo rientrare come volete, basta che fate rientrare il ponte. Io so che qualcuno di voi non è d'accordo, però insomma, no, Castiglione, dovrebbero prima saper fare un progetto. Va bene, no, prima ci vorrebbe un progetto fattibile. C'è un pilone su una faglia, mi permetterete, c'è un pilone da progetto su una faglia attiva. Vanno a mare anche le truppe poi, no? Per ritornare a quello che ci dicevamo prima, i siciliani lo sanno. Mi piacerebbe sapere dalla Presidente, da messinese, la Presidente Floridi è favorevole o contraria al ponte? Io sono contraria al ponte perché ci sono altre possibilità di attraversamento per le quali già erano stati investiti 500 milioni che avete tolto per mettere i soldi in questo progetto. Sono contraria, sa perché? Perché certamente questo progetto ancora non è fattibile, non è realizzabile. A quale costo? Un costo di danno ambientale pazzesco e noi avremo tanti, guardi, ci rivediamo qui fra 4-5 anni, avremo tanti piccoli ecomostri piantati tra Messina e Villa e purtroppo non ci sarà alcun ponte, purtroppo, perché dico, se avete vinto le elezioni volendolo fare, non sia così. Ma me lo auguro anche io. Che non sia me così. lo auguro anche io, ma io dico che nel Mediterraneo, caro Luca, passano il 20% delle merci del mondo, però non fanno tappa in Sicilia.
Perché non esiste un collegamento ferroviario tra la Sicilia e il continente. Lo sa che già non è c'è questa questo, una buona lei lo avrà detto che nel progetto del ponte non c'è ancora la certezza che il treno possa passare, il progetto vostro. E poi il così. problema della Sicilia non è la mancanza di un collegamento Non è stabile con la esattamente Calabria, così. il problema della così. Sicilia è la mancanza di infrastrutture stradali e ferroviarie dentro la Sicilia, che rende il costo delle merci, della distribuzione, conseguentemente dell'energia, dell'energia, conseguentemente più elevato, perché scontiamo quella che è un deficit strutturale di Favorevole o infrastrutture. contrario al ponte? Sono favorevole, ho votato favorevolmente, ma ho sempre detto, uno, lo dobbiamo fare con le risorse destinate al ponte, senza sottrarre soldi al sud e alla Sicilia in Con quelle particolare. delle armi? E due, siamo favorevoli anche alla... No, fare il ponte con quelli delle armi, come dice oggi. Certo, se il Consiglio dei Ministri dice che è un'opera, una infrastruttura strategica e la Commissione Io europea togliamo soldi. gli dovesse In dire di questo sì, a Giorgia questo Meloni punto è molto brava. sarebbe coerente. E Razza deve essere contento. Probabilmente la Meloni, come dice la mia collega Floridia, è riuscita lì dove Salvini non è ancora riuscito, cioè a trovare una voce di spesa per finanziare il ponte, perché Salvini ancora dice è ancora più furba perché ancora non ha dato l'ok col CIPES, Esatto. perché lei sa bene che non si può fare. sia un'opera strategica, Vedremo, Vedremo, fermi tutti, pubblicità, poi torniamo perché dobbiamo parlare di due cose importantissime. Uno, questo è l'anno dei 90 anni dell'ex presidente della regione ucciso dalla mafia Piersanti Mattarella, e quindi lo ricorderemo anche in questa trasmissione. E poi di una cosa curiosissima: i codici Ateco per le escort e le prostitute, che è la prostituzione, qualcuno l'ha voluta mettere così. Vediamo, ce la spiegate voi questa storia dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nell'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, ho detto prima di andare in pubblicità, adesso apriamo due parentesi, una dedicata al presidente Piersanti Mattarella e uno ai codici Ateco per le escort. Allora, però io mi rivolgo a Elvira Terranova perché sono un po' in imbarazzo, non so con cosa cominciare per non essere offensivo nei confronti del ricordo del presidente Mattarella. Io comincerei con Mattarella, certamente, no, Elvira? Anche perché mi rivolgo a Elvira perché ha curato una bellissima mostra che ha inaugurato questa settimana con le foto del presidente Piersanti Mattarella, le foto della famiglia. Elvira, raccontaci tu insomma cosa c'è in questa mostra. Sì, proprio in occasione dei 90 anni che avrebbe compiuto il 24 maggio il presidente Piersanti Mattarella, la Fondazione Sicilia ha realizzato questa mostra curata appunto dalla sottoscritta insieme con il professor Sergentore, con la collaborazione, direi una preziosa collaborazione di Bernardo Mattarella, cioè il figlio di Piersanti, che ha messo a disposizione gli album di famiglia. Quindi sono fotografie quasi tutte inedite, da cui emerge proprio la figura del presidente Mattarella non soltanto come uomo delle istituzioni, ma come padre di famiglia, come marito amorevole, come fratello, perché ci sono le fotografie ad esempio delle vacanze, non soltanto con la famiglia ma anche con il fratello Sergio Mattarella. Ci sono tante fotografie con un giovanissimo Sergio Mattarella, che poi sarebbe diventato Presidente della Repubblica. E il nostro intento era quello proprio di ricordare l'uomo, di ricordare una persona per bene, un eroe civile come a me piace definirlo, una persona che già all'epoca, stiamo parlando appunto degli anni 70, da consigliere comunale, poi da assessore e poi da presidente della regione, aveva rappresentato una novità, perché lui per primo aveva iniziato una vera e propria lotta contro Cosa Nostra, contro la criminalità organizzata, anche ad esempio negli appalti. Con una grandissima trasparenza che prima non c'era stata, e questa cosa naturalmente poi ha creato una serie di problemi che purtroppo lo hanno portato a quel 6 gennaio del 1980, quando fu ucciso davanti agli occhi della moglie Irma Chiattese e dei due figli, proprio Bernardo e Maria. Invece in questa mostra abbiamo cercato proprio di far emergere la figura viva, la figura bella di questo politico con altissimi ideali, che era naturalmente molto vicino ad Aldo Moro. Ci sono anche belle foto con Aldo Moro, ma anche con Pio XII, con altri papi che ha incontrato insieme con la famiglia. Quindi il nostro intento era proprio quello di far conoscere soprattutto ai più giovani, perché ci sono dei pannelli didattici dedicati proprio agli studenti, ai ragazzi,
di poter conoscere questa. Quanto durerà figura questa mostra, Elvira? Quanto durerà? Dove si può andare a visitare? Allora invito tutti a vederla anche domani che è Pasqua, a Pasquetta, a Villa Vito, a Palermo in Via Libertà, ed è aperta dalle 10 alle 18, anche il 25 aprile. E poi dal giovedì alla domenica, fino al momento fino a fine giugno, però poi a quanto pare potremmo avere una proroga sicuramente fino a dopo l'estate. Io invito davvero chiunque ad andarci, perché così come mi sono emozionata io nel realizzarla, nel curarla, credo che molte persone avranno lo stesso effetto, così mi è stato detto insomma in questi giorni da persone che sono andate. No, non c'è dubbio, certamente è un personaggio di una caratura eccezionale, il presidente Piersanti Mattarella, ma racconta ovviamente, è il racconto anche attraverso le foto di Mattarella e della sua famiglia di un'epoca della Sicilia che speriamo, ci auguriamo tutti di non dover rivivere mai più, perché lo ricordiamo, Mattarella è stato ucciso dalla mafia, quindi è stato ucciso, tu hai spiegato i motivi, ma è stato ucciso dalla mafia e forse non solo dalla mafia. Esatto. Purtroppo diciamo il processo non è riuscito ad arrivare ad una sentenza, tanto è che non si conoscono ancora gli esecutori materiali, quindi c'è sicuramente la mafia dietro, però probabilmente non solo Cosa Nostra. Resta uno dei grandi misteri, anche questo. Insomma, allora vi invitiamo a Villa Zito, fino a quando, Elvira, l'abbiamo detto, no? Fino a fine giugno. Sì, fino a fine giugno, però sarà prorogata certamente fino a settembre. Bene. Insomma, è importante, invitiamo anche le scuole per quello che rimane dell'anno scolastico. Sì, diverse scuole già sono state invitate, spero che ce ne siano anche vedete, quello che avete visto adesso era un giovane Sergio Mattarella. Bellissimo, complimenti a te e agli altri curatori di questa mostra. Allora, adesso apriamo una parentesi, il servizio di Simona Mazzone racconta in maniera anche un po' sorridente, ironica, questo nuovo codice Ateco. A chi è dedicato il servizio di Simona Mazzone con Gaetano Iudica, poi lo commentiamo insieme in quest'ultima parte di trasmissione. Hanno legalizzato i locali di prostituzione che possono essere messi col codice Ateco. Un applauso! Ma perché? Dal 1° aprile, e non è uno scherzo, è spuntata una nuova voce nell'elenco Ateco in vigore da gennaio che classifica le attività economiche. È il codice 969992, legato a servizi di incontro ed eventi simili, che comprende anche attività di escort, fornitura o organizzazione di servizi sessuali. Una novità che tanto sta facendo discutere in questi giorni e che coinvolge una grossa fetta di popolazione, anche insospettabile. Alice, ricordati, se vuoi diventare una vera escort, devi essere sensuale. Sempre. Un codice a luci rosse che sfiora 50 sfumature burocratiche per prestazioni speciali da inserire in dichiarazione dei redditi per chi lavora sotto le lenzuola. L'ISTAT ha precisato che la classificazione riguarderà esclusivamente operatori economici residenti che svolgono attività legali. Rimane esclusa dunque ogni forma di sfruttamento, favoreggiamento o induzione alla prostituzione. E già i commercialisti si stanno organizzando, ma c'è differenza tra attività continuativa e occasionale, come in tutti i lavori. L'Agenzia delle Entrate con questa novità del codice Ateco ha semplicemente voluto mettere un po' di ordine a questo mondo. È la prima volta che il fisco riconosce questa attività per poterle tassare. Questo quindi cambia tutto. Attività prima non propriamente inquadrate, ora hanno il loro codice Ateco ufficiale. Tra i codici Ateco si trova un po' di tutto, dagli astrologi spiritisti fino ai servizi di ricerca grafologica, e ci sono persino gli influencer. Insomma, è giusto legalizzare anche attività diffuse al passo coi tempi, o si tratta solo di una trovata del fisco per spennare più contribuenti? A questo punto, chi ha esercitato il mestiere più antico del mondo un giorno potrà prendere la pensione? In ogni caso, ricordati che il tuo obiettivo è uno solo: i soldi. Molto simpatico questo servizio di Simona Mazzone con Gaetano Iudica. Allora io approfitto, siccome non c'ho mai tante donne in questo studio, in questo quartiere, che ne pensa Floridia Musolino e la nostra Elvira Terranova, che mi fa sempre la reprimenda, dice c'hai sempre come donne. La mia idea. Vai, dai Elvira, prego. No, secondo me questo codice Ateco in realtà è abbastanza ambiguo, perché non è che implica una regolamentazione dell'attività, ma è soltanto, diciamo, come dire, un motivo statistico, numerico, perché in realtà noi sappiamo che in Italia la prostituzione è legale,
ma ovviamente non è legale lo sfruttamento della prostituzione. In realtà, con la partita IVA, le sex workers cosiddette, prostitute, chiamale come vuoi, con il codice Ateco non è chiaro quello che possono fare utilizzando questo codice Ateco. Quindi ecco perché dico c'è una grande ambiguità dietro questa cosa. Quindi sono molto curiosa di capire che cosa accadrà. Posso intervenire da avvocato tributarista? Molti anni fa proprio una lavoratrice, una sex worker, fece un quesito all'Agenzia delle Entrate e domandò se poteva fare la dichiarazione dei redditi per l'attività che lei svolgeva. E all'epoca l'Agenzia delle Entrate, sto parlando di una cronaca vecchissima, 15 anni fa circa, disse che non c'era un codice che consentisse a chi lavorava in questo settore di fare una dichiarazione dei redditi, quindi nonostante la operatrice volesse emergere al fisco non poteva e doveva continuare a esercitare, diciamo, in nero. Allora questo codice Ateco, al di là, diciamo, dell'ironia, insomma, dell'umorismo con il quale lo affrontiamo, da un lato dice bene la Terranova, non si può anticipare, cioè anticipando una dichiarazione così, anticipando gli effetti senza una disciplina legale, un po' poi crei appunto confusione o anche fai, insomma, banalizzare il tema. Dall'altro lato però c'è un settore economico che comunque chiede di emergere, perché emergendo, dichiarando i redditi, ovviamente ha diritto alle controprestazioni. Chi paga le tasse da un certo punto di vista poi ha diritto a un ticket sanitario, alle prestazioni esenti, ha diritto anche a portarsi in deduzione determinate cose, ha diritto alle assegni familiari, ha diritto a tutte quelle voci che comunque prendono tutti i lavoratori e che invece chi non dichiara ne viene escluso. Quindi non è che è così balzana l'idea. Prende atto di qualcosa, di un fenomeno che esisteva, però lo sbaglio dov'è? O comunque, diciamo, l'incongruenza. Prima regolarizziamo, diamo dal punto di vista anche del fisco un'idea di ciò che stiamo regolamentando e poi facciamo un codice Ateco. L'idea è che è passato, diciamo, siamo no? Che in qualche modo ecco. si volesse far passare lo sfruttamento, come diceva, no, perché sfruttamento, come dice bene il servizio, sfruttamento della prostituzione, induzione alla prostituzione è sempre assolutamente vietato. La legge italiana, dalla legge Merlin in poi, ha sempre detto l'attività, chi liberamente decide di esercitare questa attività lo può fare, non lo può fare chi sfrutta. Allora far emergere il profitto è anche un modo per dire ti do la possibilità di emergere e di non essere più sotto il gioco di un padrone che ti sfrutta. Anche in questo senso io credo che anche quello abbiamo visto, no? Cioè, il tema era questo delle escort, insomma, poi ci sono appunto le escort, si muovono, insomma, con agenzie, non mi sembra che questa storia insomma, voi immaginate, tra l'altro il tema anche dei media creator è un altro tema che dal punto di vista della tassazione con l'Agenzia delle Entrate è oggetto di molto interesse e di approfondimento, proprio perché manca anche là un codice Ateco specifico. Quindi voi pensate quanto il tema poi alla fine nella pratica è più articolato di quanto non sembri, diciamo così, a una lo una dico alla battuta. regia, mi dà la parola. Ripeschiamo la vignetta, quella là di Totò Calì che abbiamo mandato all'inizio della trasmissione, quella del fisco. Prego, Floridia. Ma ci sono tanti lavori emergenti che avrebbero bisogno del codice Ateco perché il lavoro è in evoluzione, quindi media creator, ci sono tutti questi influencer dei social, ma anche proprio mestieri legati alla digitalizzazione, che proprio pensare a un codice Ateco per chi diciamo è un sex creator, come si dice, io non lo... Floridia, non faccia quella che non è di questo mondo. No, non so, io proprio perché sono di questo mondo vi dico la verità, vi dico come la penso. Per me comunque non c'è persona libera che liberamente davvero sceglie, perché pensa magari di essere libera e scegliere questo, però in realtà questo mestiere non è mai un mestiere che si sceglie liberamente. Perché uno dovrebbe scegliere, diciamo, ha dato qualche motivazione a Musolino, uno che fa questo mestiere dovrebbe scegliere di farsi tassare, cioè con la tassazione che c'è in Italia mi sembra veramente... No, ma perché dovrebbe scegliere di fare questo mestiere? Allora la domanda che uno Stato... non entro nelle scelte. No, invece da donna io le dico che lo Stato dovrebbe invece porsi queste domande: in che misura una donna davvero sceglie liberamente di voler fare questo? Lo sceglie liberamente? Vede solo questo nel mercato? C'è una clientela che continua a chiedere? Forse un'evoluzione culturale in questo sarebbe utile per tutti. No, era l'altra però la vignetta, questa è pure sempre su quel tema, era quella, diciamo, ecco, questa qua era quella, diceva, di pagare le tasse, dice allora lavora in nero, poi c'era un'altra che è quella che vediamo
adesso tra un attimo, quella del fisco. Allora chiudo con Pipitone e Antonio Rapisarda e poi saluto tutti. Un tweet su questa storia dei codici Ateco, eccola qua la vignetta. Questa è cattiva. Questa è cattivissima. Questa è proprio cattivissima. Questa è proprio cattivissima, insomma. Mi ha fatto arrossire anche bene, lo dico quando l'ha messa. Eccola. Allora, Pipitone e Antonio Rapisarda, chiudo con voi. Il tweet è che possiamo essere anche come la maggioranza di governo, Dio, patria e famiglia, però poi magari quando c'è da incassare, come dire, si legittima tutto, no? Sembra di capire. Un'ottima sintesi. Sorride anche Rapisarda, l'imperturbabile Rapisarda. No, ho appena visto la meravigliosa serie del Gattopardo. Bisognerebbe chiederlo appunto a Kim Rossi Stewart, che interpretava Don Fabrizio, che è una figura enorme della nostra letteratura, ma scherzi a parte, se al netto dello sfruttamento dell'induzione, poi se c'è chi liberamente è un grande, è solo d'accordo con l'onorevole Floridia su questo, cioè non lo so se si possa liberamente accettare di prostituirsi, è una grande domanda sulla quale sinceramente non ho una risposta da darti. Io credo sempre, davvero, qui nel massimo realismo c'è sempre una questione di domanda. Ecco, diciamo che in tempi di autodeterminazione, se c'è anche questa esigenza, perché no, dal punto di vista fiscale. Condivido però la lettura che ha dato la senatrice Musolino. È chiaro che dichiararsi al fisco, qualunque mestiere, no? Al di là ora di questo codice Ateco singolare, però dichiararsi al fisco significa anche avere determinate tutele, determinati diritti che il tema è questo, lo se Stato, questo, tra virgolette, dovrebbe sempre garantire. Allora, siamo in conclusione, saluto Ruggero Razza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, grazie Razza per essere stato con noi, la prossima volta in studio con Barbara Floridi, mi raccomando, così. Con piacere, siete ricordo solo una cosa. Tu ricorderai, Luca, che nel 2019 noi avevamo fatto un decreto sui sex worker per dargli assistenza sanitaria, ne riparliamo. Ne riparliamo in studio. E allora saluto Elvira Terranova, grazie Elvira, collega dell'ADN Cronos, per essere stata con noi. Andate a visitare la mostra su Mattarella, della quale Elvira è curatrice. Saluto Giuseppe Pipitone del fattoquotidiano.it, saluto Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d'Italia. Non sono riuscito a far vedere la prima pagina, era molto bella, del Secolo d'Italia. Ce li facciamo. Guardatela sul sito, riguarda il sito, secoloditalia.it. Il secoloditalia.it. Grazie Antonio per essere stato con noi. Saluto la senatrice Barbara Floridia, capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Giuseppe Castiglione, parlamentare di Forza Italia. Saluto la senatrice Daphne Musolino. L'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, però attenzione, ricordatevi, segnatelo se siete appassionati come noi in qualche modo di elezioni di qualunque tipo. Il 28 aprile seguiremo in diretta lo spoglio delle elezioni provinciali, si voterà domenica fino alle 22 di sera, dalle 8 alle 22, l'indomani ci sarà lo spoglio a partire dalle 8, noi lo seguiremo ovviamente in diretta con i nostri programmi prima e poi con una diretta speciale a partire dalle 10 su Telecolor, quindi se volete sapere chi saranno i prossimi presidenti dei liberi consorzi, dei consigli comunali, come saranno composti, seguiteci in diretta lunedì 28 aprile. Grazie per essere stati con noi a tutti, buon fine settimana, tanti auguri di buona Pasqua a tutti, che sia una Pasqua di serenità e di amore e soprattutto di pace in tutti i sensi. Grazie, ciao a tutti.